Quale sarà il futuro nel 2026 della fondazione? E questo si deciderà, sarà poi oggetto di apposita valutazione. E il bilancio è stata una grande fatica, come io ho sempre detto, abbiamo lavorato tanto, però abbiamo portato, diciamo, il risultato finale, che era quello di concludere tutti i 44 progetti del dossier, che come voi sapete hanno subito degli slittamenti temporali, ma era importante che tutti venissero realizzati secondo quello che era stato diciamo, il programma approvato anche dal Ministero della Cultura e che aveva fruttato appunto ad Agrigento il titolo appunto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Per noi era stata una questione molto importante di principio, un grande impegno che ci ha consentito di arrivare a questo risultato per noi molto importante. Soddisfatta? Sicuramente per quanto abbiamo lottato e faticato sono soddisfatta, perché non era affatto scontato. Voi sapete che io sono arrivata e non avevo nulla, la sede, non avevo il personale e peraltro i progetti erano idee progettuali, quindi da concretizzare e mettere diciamo, in cantiere per poi renderli proprio fruibili e realizzabili. Voi sapete che i progetti spesso sono stati anche diciamo, elaborati sulla base di residenze che hanno fatto gli artisti in questo territorio, ma anche a Lampedusa e nei territori che li vedevano appunto protagonisti. Quindi erano progetti che hanno richiesto parecchio impegno, sia da parte nostra sia da parte degli stessi artisti che poi li hanno messi in campo. Quindi diciamo soddisfatta, seppure molto stanca.